Ciao amici telespettatori, oggi siamo nella rubrica dei Saranno Famosi e oggi vi voglio presentare una ragazza di 31 anni, amici, che ha uno strano amore siciliano, l'amore per la recita. Ciao Anna. Ciao. Quanti anni c'hai? Io ho 31. Di dove sei? Sono di Partanna, provincia Trapani. Dimmi Anna, com'è nato questo tuo amore per la recita? È nato così, per farmi vedere dagli miei amici, miei parenti e gli amici, specialmente gli amici che ho conosciuto in chat. Tu navighi in chat? Sì, sì. C'è il computer? No, tramite telefonino. Ho capito. Hai molti amici? Sì, sì, pure dal nord. Praticamente questo è il tuo hobby preferito? Sì. Oltre alla recita, naturalmente. Certo. A che età è nato questo tuo amore? A 6 anni. Già praticamente da piccola, già da 6 anni tu recitavi, facevi parte, non so, di alcuni provini fra bambini stessi? Sì, sì, a scuola ci facevano fare queste provine. Va bene amici, abbiamo conosciuto Anna, 31 anni, di Partanna, e adesso vediamoci insomma la sua recita. Ok amici? A dopo. No, no e no. No, voglio più essere una bambina. Quando già 9 anni, posso scappare lucide, quando finissime, proprio come le signorine. In nulla differisco da loro, se non nella statura. E che importa? Son che io camminare con sussiego, fare debito inchini, sorrisini e movimenti graziati. Eppure tutti mi dicono che sono una bambina. Un giorno l'amica della mamma che domanda: è questa la tua bambina? Un giorno la nonna: sta bene la bambina? Un giorno la zia che scrive da Milano: saluti a te la bambina. Tutto il santo giorno devono dire questo se canti il ritornello: bambina, 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 e dire che tutte le settimane mi arriva il giornalino con l'indirizzo alla signorina Nagina. Perché tutti non mi devono dire signorina come giornalino? Ah, so ben Dio quando dirò loro, prego la signorina Nagina e i suoi comandi. Guarda che bella bambola che ha portato la signorina da Milano. Prego, si deve dire signorina come giornalino. Che novità! Le signorine non si paroccano più con le bambole, dunque queste rimangono a me. Ma come devo fare? La bambola è bella e mi piace assai. È tanto tempo che ne desidero una e ora che ce l'ho, come devo farla a annunciarla? Per ora scelgo la bambola e sarò la sua mammina. Più tardi farò la signorina. Fai la nanna, oh bambolina, la tua mamma è qui con te. Chiudi gli occhi, la piccina, chiudi gli occhi e tu non c'è. Io ti canto amore mio, io ti ninno, tu chissà, nel giardino del buon Dio, con il fiore torna qua, nel giardino del buon Dio, con il fiore torna qua. Pierino, ripetimi la tabellina dell'1. Dai. 1 per 1. 1 per 1, Pierino, quanto? 1. Come 1 e 2? Pierino, a casa che fai? A casa? Che faccio? Vai in bagno. Come in bagno? Vai in bagno. E vai a leggere solo in bagno. Ma Pierino,
per favore, tu devi capire che devi studiare, non devi fare a modo tuo, non devi andare in bagno con i libri. Perché mi ha fatto un campionetto? E scusa, il cabinet qui, io sono costretta a chiamare a tua mamma. E chiama qua. Come? Chirino, ripetimi la tabellina dell'1, per favore. No. E non fai- come no? Ripetimi la tabellina dell'1. Quando tu... Comando io, chiediti Pierino. Per favore, io non sono qui per giocare, ma per lavorare. Lavori tu. È un lavorare io. Che vuoi? Ma tu devi studiare. Se voglio studiare, facile. Pierino, mi hai fatto rompere veramente gli occhiali. Dove che dici? Dammi quegli occhiali che ho portato, sembri Ciccio Facciotti. Per favore. Per favore. Oh! Come ho? Non c'è scritto. Comunque, allora lasciamo perdere quando siete in famiglia, mi fai sbagliare pure parlare a me. Io sono una maestra. Allora, leggi qua, dai, per favore. Leggi qua. Questa penna non si mette così, ma serve per studiare, imparare io. Porco cane vero, se chiamiamo un cane capisce più meglio di te. Leggi. Ti metto una seggiata. Satti calmo Pierino perché non mi fai arrabbiare, che ti faccio arrivare più alto, dai, di come sei. No, io mi licenzio, io sono costretta con te a licenziarmi, a chiamarmi pure il direttore, tu non capisci niente. Mamma mia, come devo fare con Pierino? Più che lo insegno, più che si perde in un bicchiere d'acqua. Sa dire tutto, ma le parole con la S non le sa pronunciare. Infatti è successo che la mamma gli ha detto: Pierino, vai dal supermercato e vammi a comprare una spugna. Pierino arriva al supermercato. Mia mamma vuole una pugna. Rispose quella del supermercato: Pierino, io non ne ho pugne, vai a casa e fatti spiegare cos'è questa pugna da tua mamma. Pierino arriva dalla sua mamma e gli dice: mamma, cos'è questa pugna? Che quella del supermercato non ce l'ha. La mamma rispose: Pierino, che hai capito? Non la pugna, voglio una spugna per lavare le spalle a papà. Pierino, tanto contento e gentile, arriva dal supermercato e gli dice: ah, lo sa mia mamma cosa vuole? Una pugna per lavare le palle a papà. Grazie. Bene amici, abbiamo sentito la recita di Anna, complimenti Anna, brevissima. Grazie. Complimenti anche a Lillo che ha fatto la sua parte. Grazie. Ok amici, abbiamo conosciuto Anna, ciao da Alberto, ciao da Da Lillo. e ciao da Anna. ciao amici, a Ciao. dopo.